ragazzi. Ciao ragazzi. Allora, siamo a casa di Carlo, ufficio dello studio provvisorio, diciamo, lì c'ho le tavole da surf, lì c'è l'altro mio ufficio, non posso usare niente perché il mio piede è quello che è. Abbiamo pensato di fare un piccolo video sull'utilizzo del fidget spinner. Io inizierei con le tecniche base del fidget spinner, sia come farlo girare. Ci sono diversi modi. Un metodo è farlo girare con l'utilizzo dell'altra mano. Io lo faccio girare con la mano sinistra in questa maniera. Oppure si può provare a far girare con una sola mano, in questo modo, spingendo con l'anulare sullo spinner, in questa maniera. E poi c'è quello dello schiocco delle dita. Io passerei a qualche tecnica base dell'utilizzo del fidget spinner, passarlo da un dito all'altro o tenerlo solamente su un unico dito, in questo modo. Per passarlo su un altro dito, il mio suggerimento è quello di porre il dito su cui si vuole far saltare lo spinner sotto il dito sul quale c'è lo spinner attualmente, e in questa maniera. Yeah! Yeah! Ascolta, ma si può usare sopra una tavola da surf mentre si va? L'ha fatto qualcuno, no? Ma non credo. Lo facciamo noi? Puoi provarlo, Carlo. Lo proviamo noi, appena risolvi- sto meglio lo proviamo noi. Un altro trick può essere quello di far passare lo spinner da una mano all'altra e senza farlo fermare, così. Woo! Yeah! Si può fare sia in orizzontale che in verticale. E per finire possiamo far girare lo spinner sul tavolo. Io Flavio proporrei un extra trick che è lo spinner sul naso, ma non ci voglio provare io perché già mi sono fatto abbastanza male. Proviamoci. Ok. Quasi, Flavio. C'era. Questo l'ho preso in una bancarella, l'ho pagato pochi euro, mi piaceva perché la faccia è la mia, vedete? Provo io quello delle dita? Vai.